La sorpresa a 5 Stelle. È questo il vero dato elettorale. Dal risultato delle regionali in Emilia e Calabria, infatti, il movimento ha rischiato di scomparire. Ora, preso atto della sconfitta, si torna a programmare. Abbiamo già avviato il lavoro di organizzazione che ci consentirà un maggiore coordinamento e ci permetterà di essere più presenti sui territori, ha scritto su Facebook uno dei coordinatori, Vito Crimi. So che siamo in grado di farlo a una condizione, quella di restare uniti, di non lasciarsi irretire da facili sirene, di ricordare sempre quali sono gli obiettivi e le motivazioni che ci hanno portati nelle istituzioni e alla guida del Paese. Il consenso guadagnato con il sudore richiede tempo, aggiunge Vito Crimi. In 10 anni, c'è da dire, i pentastellati si sono moltiplicati. Poi qualcosa è successa ed è storia recente che chiama in causa colui che ha da un lato abbandonato e dall'altro mantenuta stretta la carica di ministro. Luigi Di Maio lo abbiamo visto lo scorso mese di novembre a Porto Empedocle, comune guidato da un sindaco pentastellato, quando Di Maio era ancora la guida del movimento. Secondo lei ha fatto bene Di Maio a lasciare la guida dei grillini? È una domanda difficile a cui dare risposta. Si è ritenuto di doverlo fare, sicuramente ha fatto bene, certamente era un peso enorme per una persona sola e anche con un incarico quale quello da Ministro degli Esteri che lo portava molto spesso fuori dall'Italia, per cui gestire il movimento, che comunque è la maggiore forza parlamentare in Italia in questo momento, era davvero sicuramente complicato. Ci sono delle critiche, più che altro delle ironie. Non ha lasciato la poltrona perché lasciare la poltrona... Ma io non chiamerei poltrona una responsabilità di governo, semmai c'è da chiedersi se sia facile o possibile che chi abbia incarichi governativi possa anche svolgere ruoli interni all'interno appunto di un movimento così grande che in teoria, o quantomeno la prima forza politica parlamentare di questo Paese. Ora certamente ci saranno gli stati generali, ha convocato gli stati generali, si terranno a metà marzo, in cui tutto il movimento esprimerà le sue opinioni e si darà un'organizzazione più adeguata, perché un movimento senza alcun tesseramento, cioè con la massima libertà, è sicuramente una grande novità nel panorama italiano, veramente una forza di cambiamento, però vista appunto questa crescita esponenziale in così breve tempo, perché in 10 anni dalla nascita siamo già al governo dell'Italia, richiede un approfondimento sulla necessità di darsi una struttura.